Siamo qui per la sesta puntata di Show Napoletano su Prima TV Napoli, canale 199873, con la grande definita ambasciatrice della poesia italiana nel mondo, la grandissima Tina Piccolo, in ottima forma e ancora qui con noi per questo grande show napoletano, insieme al suo degno erede che è Raffaele Castiello, eccolo qui, e Tina Piccolo. Per voi la telecamera, per voi il vostro pubblico, sappiamo che state facendo un libro, state con noi e questo ci onora e ci fa piacere. Sì, infatti già lo sanno, e l'ho detto nelle precedenti edizioni, negli incontri così belli. Ciao Napoli, Prima TV, Napoli, vi aspettano, vi vogliono bene, stanno aspettando il vostro ritorno in studio, grande poetessa. C'è un calore in quello studio che ti fa sentire viva. È vero. E a proposito di sentirsi viva, ieri è bastata una danza di lampadari, è bastato uno scuotero di frondi, e poi non solo quello, quanti crolli. Ma la gente non capisce di fronte a queste cose, a queste calamità immense che l'uomo non riesce e non può ancora dominare, forse non ci riuscirà mai, che c'è qualcosa, un ente supremo. Io non credo in un Dio vendicatore, io non credo in un Dio che dice hai fatto questo e ti condanno a questo. Il mio è un Dio d'amore, è un Dio di unione, è un Dio di solidarietà. Ma questi segni che ci vengono da una natura corrotta, inquinata, defraudata, una natura che per sete di potere e di denaro viene calpestata e avvelenata. Questo è assurdo, questo dovrebbe portare veramente gli uomini a ragionare e a capire che va rispettato l'ambiente, va amato, e questi segni ci fanno comprendere che siamo niente. Oggi ci siamo, domani non potremmo esserci. Mi fa ricordare la mia poesia Amami adesso. Che bello, grande Tina Piccolo con l'emozione agli occhi. Amami adesso, come faceva? Non dire domani, amami adesso. Ne dico solo un pezzetto. Sì. Domani il mondo potrebbe sparire, cancellato come un disegno infantile sull'immensa lavagna del cielo. Domani potremmo dimenticare persino i gesti da fare, le parole da dire, potremmo ammalarci, morire. Amami adesso, cercami, stringimi, prendimi adesso, perché questo momento ci appartiene davvero. E l'ultima strofa di Amami adesso, che è stata tradotta in tutte le lingue, posso dirlo? Non mi tacciono poi di immodestia, ma tanto ne ho sentite tante sul mio conto, favole, favole, favole a non finire. Questo mi fa piacere, ragazzi, più parlate di me e più mi rendete nota. E sono contenta, mi conoscono pure gli esquimesi. Tina Piccolo! E i cinettini, io sono alta su per giù come loro, e quindi andiamo d'accordo. Bello portare la poesia in tutto il mondo, sentire un solo battito dei cuori di tutti gli uomini, unirsi in un coro universale. Basta con l'odio, basta con le guerre, basta col potere, basta col denaro. Noi vogliamo amarci, volerci bene. Solo così si salverà questa benedetta terra e salveremo ognuno di noi. Tina Piccolo, sempre complimenti, veramente ci emozionate con le vostre parole. Staremo ore e ore a sentirvi. Ci presentate anche vostro figlio, Raffaele Castiello, e sappiamo che sta uscendo imminentemente un libro, Una madre e un figlio. Eccolo qui, Raffaele Castiello, buonasera. Buonasera. Che cosa ci farei ascoltare, Lello? Ad Anna Merini. Vai.
Chiedo scusa di Alda Merina perché eravamo amiche, io poi sono stata amica di Roberto Burro, di tantissimi blip, grossi nomi. Alda Merina un giorno mi telefonò per chiedermi di essere inclusa in un'antologia, la letteratura dei sentimenti, che poi ebbe complimenti anche del Presidente della Repubblica, ma non aveva soldi. Noi sapete, non è che ci mantengono gli enti, magari gli enti fanno la bella figura dicendo abbiamo fatto, abbiamo detto, abbiamo realizzato, ma che qua ci sono sacrifici, qua c'è sudore, qua ci sono lacrime, qua ci sono le casse vuote prima della fine del mese per andare avanti. Questa è l'arte che nasce veramente dal sudore. Ed Alda mi chiese di essere inclusa nell'antologia senza pagare. Io ne fui onorata e misi un suo bellissimo cenno critico. Quell'antologia poi ebbe anche una lettera del Presidente della Repubblica emerito Callo Azeglio Ciampi con dei complimenti che mi fecero veramente piangere di emozione. E ricordo ancora mio padre mi disse: figlia mia, e chi se l'aspettava mai? Mio padre è stato un grande militare. Ciao Presidente Callo Azeglio Ciampi. Ciao. Vai Lello Castiello, grande. Io buonasera devo recitare una poesia d'Alda Merina. Si è spenta un'altra stella nel cielo della cultura, un asso d'oro della letteratura. Alda Merina, donna matura, testimone sofferenze e delusioni, ma anche di speranza e di fede. È apparsa tante volte in televisione, sensibilizzando il spettatore a vivere la vita con poesia, anche se questo non è commerciale e non ha un vero mercato. Ha dato il suo messaggio di pace e di speranza anche tra le tante sfortune che l'hanno perseguitato, conoscendo il dolore della follia come le assurde cure del tempo a lei tanto scuro. Certo che ha superato tanti ostacoli, sopravvivendo a peripezie e stati salutari. E oggi, che la sua anima è volata via, non cessa che scrutare le sue pagine, i suoi caldi libri di eterna e luminosa poesia. Io la sento vicina per la sua storia, per i suoi tormentati perché, ma riesco a capire che lei sapeva sorridere a tutti e donare momenti di ilarità. Mia cara Alda, tu ci hai insegnato al mondo che a tutti noi che non vi è pazzia, ma solo incomprensione e soprattutto mancanza di rispetto e amore. Vero. Complimenti e grazie a Raffaele Castiello, complimentissimi Tina Piccolo, e per noi è un onore sempre avervi in questo programma dove vi porto i saluti dell'Anchorman Diego Paura, Ciao Diego! vi porto i saluti di altri amici come Mimmo Cannone, Ciao Mimmo! come Dora della Corte che pure è stata ospite da noi, Dora, insomma tutte le grazie. persone che ovviamente stanno e sono state a fianco a noi, e gli diciamo un annuncio che tornerà prestissimo anche il salotto di Tina Piccolo, diciamolo. Certo, presenteremo proprio il libro Una madre e un figlio nella prima tornata del salotto e poi continueremo come abbiamo fatto sempre. Abbiamo lanciato tanti musicisti, tanti cantanti, abbiamo ospitato dei VIP a non finire, dei nomi meravigliosi. Ho avuto per tanti anni adesso come presentatore, come conduttore il grande Giuseppe Nappa. Basta la sua simpatia, il suo sorriso, io glielo invidio quel sorriso, che è proprio bello, diritto, perfetto, perfetto. è una dentatura meravigliosa, e quindi avere lui è garanzia di successo
e garanzia di sicurezza. Tina Pia, e come concludiamo sempre, lo sapete, no? Vi voglio bene. Un po' già. Show napoletano, grazie a Tina Piccolo, vediamo un altro libro. Questo è un libro che abbiamo fatto proprio per i malati mentali, raccogliendo le confidenze di un primario neuropsichiatra, e quindi vediamo che i matti molte volte sono quelle persone che hanno avuto delle grandi delusioni e che devono essere amati di più. Questo è il libro che ho fatto ultimamente, Una vita per la cultura, in attesa di una madre e un figlio. Questo è un grande libro che raccoglie la vita di tutti i santi, pagine meravigliose in cui ho l'onore di aver fatto la critica d'arte. Poi questo è un libro che abbiamo presentato come concorso nella Poeti Contemporanei, Premio Nazionale di Letteratura Italiana, con l'editrice Laura Capone. E poi queste è una delle 500 antologie curate per le scuole di tutto il mondo. Sono raccolti poeti, scrittori, pittori, giornalisti che fanno parte un po' di tutta l'Europa, di tutto il mondo, questo mondo che ha battuto le catastrofi ed viva l'amore. Grazie. Grazie alla grandissima Tina Piccolo e Raffaele Castiello, grazie. Grazie di cuore. Un bacione a quelli della televisione, un bacione agli ospiti che ci saranno questa sera, ci vedremo presto. Io ho attraversato un bruttissimo periodo, ma sta passando, e quindi ci vedremo veramente presto, e per adesso il mio augurio più sincero è il mio abbraccio forte, forte, forte. Anche io. Ciao Giuseppe Nappa, grande, grande! Grandi, grandi, grazie e buona serata a voi! Grazie.